Dopo purtroppo la morte di Giulia Cecchettin, le richieste d'aiuto, le chiamate al 1522 sono aumentate. Le richieste di intervento, comunque è più facile arrivare a chiedere aiuto. Le donne che si vedono nello studio, alcune arrivano con le idee chiare che stanno vivendo una situazione che non dovrebbero vivere, però una minima parte. La maggior parte delle persone che vivono questa situazione se ne rendono conto piano piano, che stanno vivendo qualcosa che non è lecito. È vero, ripeto, che la situazione di Giulia Cecchettin ha purtroppo, o fortunatamente, visto quello che sta succedendo, tolto un po' il velo e fatto sì che le donne, soprattutto le ragazze giovani, chiedano, parlino, di più. Le giovani, soprattutto ora, chiedono di essere ascoltate, chiedono aiuto. A volte, spiega la psicologa, manca un dialogo fra i servizi ed enti e questo può diventare pericoloso. La rete deve essere fortificata. La rete assolutamente deve essere fortificata, perché bisogna cogliere anche quelle situazioni che non vengono denunciate, che non vengono segnalate, che sono la maggior parte per le donne più adulte. Quindi sono più la fascia delle quarantenni che fa fatica ancora a rivolgersi, quindi sono le persone attorno che devono essere i primi segnalanti anche con i servizi. Dietro ad ogni tragedia una storia diversa, ma con un unico comune denominatore, la violenza. Amori malati, ma anche persone problematiche abbandonate a se stesse, uomini che si trasformano in aguzzini senza pietà. Ed i femminicidi negli ultimi 3 anni parlano di un sistema che forse è mancato. Nicoletta Rotaru, Abano, 2 agosto 2023, Giulia Cecchettin, Vigonovo, 11 novembre 2023, Vanessa Ballane, Riese Pio X, 19 dicembre 2023, Sara Burattin, Bovolenta, 27 febbraio 2024, Giada Zanola, Vigonza, 29 maggio 2024, Enza Saracino, Treviso, 2 luglio 2024. Non sono solo nomi, sono donne uccise per mano di chi ha sempre professato di amarle o di persone di cui si fidavano. Numeri che fanno tremare, che scuotono le coscienze. L'appello della psicologa alle donne che si trovano in una situazione difficile e potenzialmente pericolosa. Di non aver paura di parlare e che se sono vittime saranno rispettate. Purtroppo in Italia spesso la vittima si sente o accusata o colpevolizzata, ma non deve essere questo il processo. Le donne devono parlare, devono essere chiare e devono cercare aiuto.